Siamo venuti in Val Resia, una vallata incantevole, dove i suoi abitanti ancora mantengono forti legami con le tradizioni e gli usi di un tempo. Dino ci ha parlato a cuore aperto, raccontandoci il suo grande amore per la sua gente e questi luoghi magici, dove l'acqua ancora sussurra antiche storie. Ma c'era qualche posto che vi dicevano lì non devi andare perché c'è questo brutto coso, questo orcolato, quest'ostie, questo col buio e andavate anche a raccogliere noci, nocciole, queste cose qua. Ed era zona selvatica a disposizione di tutti, non era di proprietà. Sì, sì, sì.
Ma quando ad esempio eravate su all'alpeggio e arrivava un temporale, ma proprio di quelli brutti, qualche cosa di pericoloso anche, facevate qualche scongiuro, qualche cosa per mandarlo via? O... la cosa Avrebbe fermato il brutto. fermata. E altre cose che in montagna si facevano di particolari che poi in paese no. Rivolto verso l'alto o rivolto verso il Verso il basso? basso, Verso il basso, verso così. il basso. E lo trovavate nel fiume, immagino. È interessante comunque, curioso.
Una grande saggezza, sì.